Bienvenidos al segundo partido de la categoría femenina del este Euro 2024. Aquí se enfrentará Italia contra Alemania. La alineación alemana. Con el número 1, Lea Distelani. Con el número 2, Diego Lani. Con el número 3, Andrés Piscova. Con el número 4, Cristina Borges. Con el número 8, William Simón. Con el número Amici all'ascolto, buon pomeriggio dal paviliere municipale di Olot, pista Joseph Joe, dove sta per iniziare la quarta partita del campionato europeo Under 17, la seconda del torneo femminile di fronte alle nazionali di Italia e Germania. Trasmissione a stream unificati tra Worldscape Europe TV e FISR TV per questo esordio delle due squadre che anche lo scorso anno nel primo campionato europeo Under 17, quello disputato a Correggio in Italia, si affrontarono proprio alla prima partita. Allora vinse la nazionale azzurra con il punteggio di 5-2. Curiosità, anche la prima gara di questo europeo è stata identica a quella dello scorso anno, ma prima di continuare, gli inni nazionali Germania. E dopo quello tedesco tocca la nazionale azzurra con Lino Di Mameli. Eseguiti gli inni nazionali delle due squadre, vedete macchie azzurre sparse sulla tribuna della pista Joseph Joe in questa giornata d'esordio. Raccontavamo in precedenza le analogie con l'inizio del campionato europeo dello scorso anno a Correggio. Inghilterra fu la prima partita del torneo e anche della storia dei campionati europei Under 17 e lo stesso è stato quest'oggi. Poco fa 5-0 il successo rotondo dei portoghesi sulle inglesi. Curiosità ancora maggiore, queste sono state le due partite che hanno chiuso anche il campionato europeo dello scorso anno. Portogallo-Inghilterra fu la finale per l'oro e la vinse la formazione portoghese, che è quindi campione in carica e ha iniziato benissimo questo suo secondo campionato. Italia-Germania fu la finale per il terzo e quarto posto e le azzurre si assicurarono il bronzo vincendo per 2-1.
Foto di rito intanto, e noi andiamo a vedere le formazioni delle due squadre. Cominciamo dalla nazionale azzurra con il numero 1 Bianca Bertolucci, con il 2 Anna Palagi, con il 3 Emma Cazzola, con il 4 Laila Carlucci, con il 5 Laura Rubega che è il capitano della squadra, il numero 6 Vanessa Mazzilli, numero 7 Matilde Ghirardello, numero 8 Maria Boscaro, con il numero 9 Teresa Messore, con il numero 10 Stella Rossato. L'allenatore è Massimo Giudice e fa il suo esordio a un campionato europeo come vice allenatrice Pamela Lapolla, che è la capitana della nazionale senior italiana. Risponde la Germania con la numero 1 Lena Küster-Merling, con il numero 2 Frida Langer, con il numero 3 Arieta Zikova, con il numero 4 Jessica Wolkenborn, con il numero 8 Miriam Simon, con il numero 9 Pia Bremer, con il numero 33 Lena Weigert, con il numero 48 Carlotta Mollet, con il numero 86 Loni Eschrich e con il numero 31 Clara Oberroder. L'allenatore è il signor Thomas Tolk. Gli arbitri dell'incontro sono spagnoli, Alberto Perez e Albert Barba. Sono invece portoghesi i due arbitri al tavolo, la signora Silvia Coelho e Manuel Oliveira. Dunque, preliminari di questa gara ormai terminati, puntualissimi alle 14:45, pronti per l'inizio di questa seconda partita del campionato europeo Under 17 femminile, che lo ricordiamo si svolge ad Olot, è il secondo della storia e prevede, come accade nel torneo numero 1, un girone all'italiana con tutte le squadre partecipanti, dopodiché le prime due si affronteranno per l'oro, terza e quarta per il bronzo, quinta e sesta per il quinto posto. Novità importante rispetto all'edizione dello scorso anno: oltre a Francia, Inghilterra, Italia, Germania e Francia, c'è anche la Spagna, favorita d'obbligo, che fa il suo esordio. Non c'era nella edizione numero 1 di questo campionato europeo. Andiamo a vedere, di individuare i quintetti delle due formazioni. Per quanto riguarda la formazione tedesca, in porta dovrebbe essere andata con il numero 1 Lena Küster-Merling. Le esterne sono con il 4 Jessica Wolkenborn, con l'8 Miriam Simon, con il 9 Pia Bremer, con il 48 Carlotta Mollet. Per quanto riguarda l'Italia, Stella Rossato tra i pali, Emma Cazzola, Laura Rubega, Matilde Ghirardello e Teresa Messora erano le annunciate dal CT Massimo Giudice nell'immediata vigilia della partita e sono confermate in pista. Qualche sistemazione alle reti prima dell'inizio della gara, 20 minuti per tempo. Ricordiamo, il regolamento prevede che sia valido anche il pareggio, in questo caso si tirerebbero 3 tiri diretti alla fine, giusto per le priorità, non per la spartizione dei punti. Non vale la differenza reti nel torneo femminile, quindi conta soltanto la classifica dei punti, dopodiché saranno altri criteri a determinare la posizione in classifica di eventuali squadre in parità. Iniziamo a seguire questa partita con un contrasto tra Mollet e Cazzola, con la giocatrice tedesca che ha la meglio, poi in seconda battuta arriva però Matilde Ghirardello a rubare questa pallina, a venire in avanti. Prima azione offensiva, c'è la prima conclusione dell'Italia con Ghirardello che termina fuori, attenzione al contropiede con Pia Bremer in avanti, c'è un intervento della capitana Laura Rubega che sbroglia la situazione. Ancora Ghirardello, questa volta sceglie di giocare la pallina. Messora, di nuovo Ghirardello, arriva in sovrapposizione la capitana Rubega. Ghirardello torna verso il fondo della pista, cerca una soluzione di gioco possibile, alla fine riesce a vincere il contrasto, ad arrivare alla conclusione. Il tiro deviato però sul nascere, caparbia l'azione di Matilde Ghirardello. Ora però sono le tedesche che possono tornare in avanti. Attenzione, liberazione molto pericolosa con la conclusione di Emma Cazzola. Aveva commesso un errore
il portiere tedesco Lena Kustermerling, che poi è intervenuta successivamente anche sulla ribattuta di Cazzola. Attenzione ora perché l'Italia è scoperta, c'è il tiro dalla distanza ben fermato da Rubega, in avanti per Cazzola, anzi no, Messora cerca l'azione personale, fermata da Mollet. Palla di nuovo per le azzurre, che sono partite davvero a spron battuto in questo inizio di partita. Emma Cazzola per Ghirardello, scambia con la capitana Laura Rubega. Ancora all'indietro per la numero 3 Cazzola, che viene fermata molto bene dalla difesa tedesca, e recupera palla Jessica Wolkenborn, che prova a impostare l'azione tedesca fino a questo momento abbastanza in difficoltà. Bremer a cercare il passaggio lungo per una compagna, arriva però a recuperare la pallina Simon, poi ancora un tocco delle tedesche, libera momentaneamente la nazionale azzurra. C'è il primo fallo di squadra commesso dalle tedesche quando sono passati 2 minuti e 24 secondi nel corso del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Italia e Germania nella gara d'esordio delle azzurre e delle tedesche in questo campionato europeo Under 17 femminile a Olot. Ghirardello, Messora dall'altra parte della pista, subito in pressing Simon. Ghirardello dalla parte opposta, prova ad andare alla conclusione, facile l'intervento con il guanto a terra di Lena Kustermerling, pallina poi che rimane lì. Mollet prova a lanciare in avanti, recupera Ghirardello, buona occasione, mette in mezzo questa pallina per Messora, che non riesce al primo tentativo a trovare la sfera, porta a casa il secondo fallo di squadra. Altra occasione per le azzurre, vicine al gol del vantaggio in un paio di occasioni. Vedete inquadrata Matilde Ghirardello con Messora, bella la palla per Rubega, il tiro al volo, ancora la pallina che rimane lì, poi escono le tedesche con Mollet che viene in avanti. Attenzione all'azione della numero 48 che cerca di fare tutto da sola, viene fermata da Teresa Messora, che a sua volta si impunta in mezzo a 3, sbaglia anche il passaggio di ritorno. Carlotta Mollet è sulla traiettoria, e poi c'è la conclusione contratta sul nascere di Pia Bremer. Cazzola che riparte per la capitana Rubega, atterrata a fallo numero 3 delle tedesche. Terzo fallo di squadra in meno di 4 minuti per la formazione allenata da Thomas Tolk. Ancora 0 invece la formazione azzurra. 0-0 il risultato, con l'Italia che si è fatta preferire in questi primi minuti con un paio di occasioni davvero molto interessanti, che però non sono ancora riuscite a bucare la difesa di Lena Kustermerling. Cazzola in avanti per Ghirardello, rimane in possesso della pallina l'Italia perché il tocco da terra è stato di Maria Simon. Si riprende pertanto con una punizione indiretta in favore dell'Italia. Partita molto spezzettata in questo inizio. Cazzola, Messora spinta da dietro, questo era nettamente fallo che l'arbitro non punisce. Attenzione ora al tentativo di Pia Bremer, fermata immediatamente, la pallina è per Laura Rubega, ci mette il bastone provvidenziale Jessica Wolkenborn, evitando guai e maggiori. Ora prova Mollet ad andare in avanti, c'è spazio per lei, la conclusione, la prima parata di Stella Rossato, pallina tra l'altro difficile perché indirizzata non a rasoterra, in mezzo alle gambe. Buona la conclusione di Carlotta Mollet, fino a questo momento decisamente la migliore delle sue. Ghirardello non riesce ad andare via proprio alla numero 48, che ora però deve liberarsi della pallina, lo fa tentando una liberazione molto pericolosa, pallina che esce, non ci è stata deviazione. Cambio intanto, primo cambio, entra con il numero 2 Frida Langer, riconoscibile dal casco, è uscita Miriam Simon. Cazzola prova a mettere in mezzo questa pallina, recupera Wolkenborn, si ferma però all'indietro per Mollet, prova a fermarla Rubega, ancora Mollet,
per Bremer. Pallina in mezzo che arriva a Molet, chiude bene la difesa, Ghirardello in contropiede, è sulla contro un avversario, si libera bene Ghirardello, va alla conclusione, c'è il gol della Nazionale Azzurra con il contropiede di Matilde Ghirardello dopo 4 minuti e 55 secondi. L'Italia è in vantaggio in questo match d'esordio e c'è immediatamente il time out chiesto peraltro proprio dalla Nazionale Azzurra. Vediamo se riusciamo a vedere il replay del gol. Eccolo qua, il parte finale dell'azione di Ghirardello, il gancio a superare Jessica Volkenborn e la pallina alzata giusto sotto il braccio del portiere per il gol dell'1-0 di Matilde Ghirardello. Per lei esordio in azzurro oggi e primo gol ovviamente in azzurro. Italia che corona una prima parte di gara decisamente superiore rispetto alla Germania, azzurre pericolose in più di una occasione, mentre la formazione tedesca vive principalmente, oltre che sulle parate di Lena Kuster-Merling, sulle azioni di Carlotta Molet, che è decisamente l'atleta più pericolosa, il vero motore di questa formazione. Dunque si riprende, nessun cambio in casa Italia e nessuno ulteriore dopo l'ingresso di Frida Langer, che vi abbiamo già raccontato in precedenza, per la Germania che è appena andata sotto per 1-0 contro la formazione azzurra e ora prova ad impostare un'azione offensiva con questo passaggio di Bremer per Volkenborn, che cade a terra, tutto regolare dicono gli arbitri. Questo bel passaggio di Ghirardello per Rubega, la conclusione di Rubega, la parata di Lena Kuster-Merling, era in arrivo anche Messora dalla parte opposta, preferito azione personale. Attenzione ora alla ripartenza di Carlotta Molet, bello il passaggio e la conclusione al volo di Volkenborn, se non abbiamo visto male, ancora un'intuizione di Molet, forse l'azione più cristallina della nazionale tedesca in questo primo scorcio di partita. Ghirardello, passaggio al centro da parte di Emma Cazzola a cercare Laura Rubega, poi la stessa Cazzola va a recuperare questa pallina nel disimpegno sbagliato da parte delle giocatrici tedesche. Passaggio al centro di Messora, attenzione dall'altra parte, Molet a spazio, trova il passaggio per Pia Bremer, conclusione di in seconda battuta per la giocatrice, che rivediamo non è riuscita per fortuna delle azzurre a tirare di prima. La conclusione poi è finita alta, ma sulla traiettoria c'era già Stella Rossato. Ancora un tentativo di partenza veloce per le azzurre, c'è Ghirardello al centro dell'area, non arriva però il passaggio di Rubega. Palla all'indietro, Messora, Ghirardello per Cazzola, che è la più giovane del gruppo, 2011, però già tanta personalità da conquistarsi un posto da titolare in questa squadra. Ghirardello, la conclusione sulle gambe di Jessica Volkenborn, ancora Ghirardello, 8 secondi, deve accelerare i tempi la formazione azzurra, prova Ghirardello a mettere in mezzo una pallina senza pretese, poi è Pia Bremer che va a prendersi il primo fallo di squadra delle azzurre, commesso dalla capitana Laura Rubega nel tentativo di fermare la ripartenza della formazione tedesca. In pressing a tutta pista ora le azzurre per mettere in difficoltà la Germania. Pressing che riesce immediatamente, Messora che recupera questa pallina, Ghirardello la gioca per Cazzola, c'è uno spazio per lei sulla sinistra, la conclusione centrale ma nello specchio della porta, la parata di Lena Kuster-Merling senza eccessivi problemi. Bello però il movimento, attenzione dalla parte opposta, Molet libera ancora le compagne di squadra, questa volta Frida Langer, anche lei imprecisa, la terza volta che Molet arriva in posizione tale da mettere le compagne di squadra
in condizione di segnare. La terza volta che arriva l'errore, lo rivediamo anche qui, il bel movimento, il passaggio, la deviazione di Cazzola che mette fuori tempo l'attaccante tedesca, scusate. Germania che però ha una buona occasione con questa punizione dal limite che le tedesche però preferiscono giocare. Attenzione alla parata non facile da parte di Stella Rossato. Germania che si fa vedere con maggiore frequenza ora in area. Attenzione, Laura Rubega fa tutto bene, non riesce però a concludere in porta dopo aver superato anche il portiere. La chiusura del gancio non è stata precisa. Secondo fallo di squadra intanto per l'Italia che, anzi terzo scusate, 3-3 la situazione dei falli di squadra, parziale di 3-0 dopo che erano state le tedesche a iniziare in modo più falloso, segno anche delle crescenti difficoltà dell'Italia a gestire le tedesche. Ora Molet si mette in proprio, prova a fare tutto da sola ma non trova la forza necessaria dalla parte opposta. C'è con il numero 8 la neoentrata Maria Boscaro, è uscita Matilde Ghirardello, l'autrice del gol con cui l'Italia conduce per 1-0. Primo cambio anche per la formazione di Massimo Giudice. Ora Messora difende questa pallina alla balaustra dall'attacco di due avversari e poi trova lo spazio per il passaggio all'indietro. Rubega, Cazzola, non c'è nessuno al centro, allora ancora Rubega, ultimi 10 secondi, prova la conclusione la capitana della nazionale azzurra, conclusione che però finisce alta e c'è la punizione in favore della Germania perché nel frattempo sono anche scaduti 45 secondi di gioco a disposizione delle azzurre. Di nuovo in pressing la squadra di Massimo Giudice. Molet fermata temporaneamente dal bastone di Cazzola. Attenzione a Molet che ora proverà ad andare via. Ancora la numero 3 italiana che intercetta la pallina e allontana. Di nuovo Cazzola anche sul tiro di Fornbrau e poi dopo attenzione perché arriva una conclusione pericolosa ancora Fornbrau che sbaglia però il passaggio. Allora Cazzola, scusate, Rubega ha l'occasione però va su Molet che d'esperienza chiude bene la conclusione e impedisce qualsiasi pericolo. Attenzione, spazio ora per la numero 48 tedesca, chiude di nuovo molto bene Emma Cazzola. Poi Rubega va forse a subire il fallo, aveva anticipato la numero 48 tedesca. Ancora Germania in avanti, di nuovo un tiro e di nuovo Emma Cazzola a mettersi davanti alla conclusione, a portare la pallina alle azzurre. Fallo di squadra poi di Teresa Messora che commette un blocco irregolare ai danni della numero 8 Miriam Simon, se non andiamo errati. Eccola qui inquadrata la giocatrice tedesca che ha subito il blocco irregolare. Quarto fallo di squadra per le azzurre. Intanto siamo esattamente a metà del primo tempo, 10:07 da giocare, 9:53 andati, risultato di 1-0 in favore dell'Italia, gol dopo 4 minuti e 55 secondi di Matilde Ghirardello. Molet all'indietro per Langer che sbaglia tutto, recupera Messora, può andare via la capitana azzurra, fermata però ancora da Molet che è ovunque. Attenzione, Langer va via e apre un contropiede 2 contro 1, rientra però velocemente la difesa azzurra a impedire guai e peggiori. Poi Cazzola va a giocare su Simon. Alla fine le azzurre rientrano in possesso della pallina. Laura Rubega cerca il passaggio per Messora che deve andare a recuperare all'angolo. Si accentra la numero 9, lascia alla Boscaro che trova la conclusione leggermente fuori dal bersaglio. Ancora il numero 8 Maria Boscaro all'indietro. Messora, Cazzola, di nuovo Messora, c'è spazio a destra, il passaggio invece è centrale, non se ne accorge Laura Rubega. Era buona l'idea, recuperano le tedesche con Frida Langer, subito sparacchia in avanti, una pallina che però è facile preda di Emma Cazzola che trova la sua capitana Rubega. In avanti Rubega, in mezzo all'area Messora, Rubega non riesce però a
stringere per trovare la linea di passaggio. Ancora Italia in attacco. Rubega prova un passaggio per l'inserimento di Boscaro, ci sono però una selva di bastoni tedeschi. Ora Molet 2 contro 2, attenzione perché la 48 è pericolosa quando ha spazio. La ferma invece Messora, ora il contropiede per le azzurre. Messora non trova l'angolo corretto, poi attenzione perché c'è un 3 contro 2 ora per le tedesche con scusate, il numero 8 Simon. Pallina recuperata dalle azzurre, il 2 contro 1 adesso è per l'Italia. Cazzola con Messora però trova il bastone di Frida Langer nel tentativo di passaggio. Conclusione di Molet, ancora una parata da parte di Stella Rossato, altro cambio nelle file tedesche. È rientrata con il numero 9 Pia Bremer. E rientra anche Matilde Ghirardello al posto di Messora. Conclusione difficile cercata da Boscaro, recupera però la nazionale azzurra che deve ora aprire gli spazi. Cazzola, la conclusione, Matilde Ghirardello, la pallina era rimasta lì, davvero ghiotta questa occasione, il tiro troppo debole per impensierire Lena Kuestermerling. Ancora un altro tentativo di cercare la Ghirardello. Bremer al contrasto va la capitana delle azzurre Laura Rubega. C'è il time out secondo di questa partita, secondo chiesto da Massimo Giudice, allenatore della nazionale azzurra. 6 minuti e 53 alla fine del primo tempo, partita che rimane decisa fino a questo momento dal gol di Matilde Ghirardello arrivato dopo 4 minuti e 55 secondi. Italia che dopo un inizio decisamente superiore rispetto alle tedesche ha perso un po' di smalto, è venuta fuori alla distanza la Germania. Ora la partita è veramente tanto in equilibrio, le due portiere hanno dovuto superarsi in più occasioni. Qui vediamo il gol del 1-0 del vantaggio segnato da Matilde Ghirardello, e Stella Rossato è intervenuta in almeno 3 occasioni, in particolare nelle azioni promosse come quella che state vedendo e quella che vedete tuttora da Carlotta Molet, che ha cercato in più occasioni con assist molto interessanti di smarcare le compagne e di portarle alla conclusione. Fino a questo momento però senza risultato. Dunque si riprende con una punizione in favore della Germania, 4 falli commessi dall'Italia, 3 commessi dalla formazione tedesca. Punizione già battuta con la Germania che riparte per linee esterne con Jessica Falkenborn, che viene costretta al fallo perché rimane per più di 5 secondi nella sua metapista, e così la pallina torna alle azzurre con Cazzola per Rubega. C'è lo spazio per il tiro, la parata senza problemi di Kuestermerling, pallina in possesso delle tedesche, ma va a recuperare la capitana. Attenzione alla conclusione, questa volta la parata di Kuestermerling è di quelle da segnare sul taccuino, perché era andata a liberarsi benissimo Laura Rubega, si è presa lo spazio ed è correttamente andata alla conclusione, anche se c'era Maria Boscaro sul secondo palo, c'era tutto lo spazio per cercare la conclusione a rete. Bella la parata del portiere tedesco. Segnale importante questo, le azzurre avevamo detto erano un po' calate. Ancora Rubega imbeccata da Boscaro, riparte invece la Germania con Falkenborn, attaccata da Matilde Ghirardello, va via Falkenborn. La conclusione, Stella Rossato con la mano libera
ad allontanare la pallina, a metterla fuori dal rettangolo di gioco. È entrata anche Lena Weigert per la Germania con il numero 33. Quindi fino a questo momento il CT tedesco sta usando la panchina un po' più in profondità di quanto non faccia quello italiano, e con il caldo e l'umidità che c'è qui sulla pista Joseph Joe la cosa potrebbe diventare importante. Passaggio di Rubega per Boscaro, che non si avvede dell'idea della compagna, poi va a lottare come sempre su ogni pallina per recuperare. Può ripartire Pia Bremer, la capitana della formazione tedesca. Contro di lei c'è Cazzola, fino a questo momento una delle migliori della nazionale azzurra, molto precisa negli interventi difensivi su tutte le avversarie che si è trovata davanti. Weigert si accentra, non supera però Matilde Ghirardello, che può ripartire, lancia immediatamente per Rubega. Rubega difende la pallina, si prova ad accentrarsi, poi cade a terra, tocca la pallina da terra, non c'era lo spazio per andare al tiro, ma ancora una volta una buona intuizione del gioco azzurro, che se riesce ad accelerare un po' le manovre sul fronte immediatamente quello più avanzato, quello più vicino a Lena Küstermerling, sicuramente potrà trarne tanto beneficio. Ricordiamo che questa è la partita d'esordio per entrambe le squadre ovviamente, ma per l'Italia anche praticamente l'avvio di un nuovo ciclo dopo l'uscita di tutte le ragazze protagoniste del primo gruppo Under 17. Matilde Ghirardello va alla conclusione, non ci pensa due volte, Boscaro recupera, e forse c'era anche il tocco da terra da parte della giocatrice tedesca. Ancora un'occasione per le azzurre, dicevamo, è l'esordio di un nuovo gruppo, l'inizio di un nuovo percorso per l'hockey femminile azzurro, con molte ragazze giovani e giovanissime che avranno anche altre occasioni di disputare il campionato Under 17. Attenzione ora ancora l'Italia con questa conclusione in girata da parte di Rubega, ancora una parata di Lena Küstermerling. Aveva cercato un passaggio in precedenza la capitana azzurra, che recupera anche questa pallina, trova il passaggio per Matilde Ghirardello, sola contro 3, si ferma la numero 7 e cede all'indietro per il tocco di Cazzola. Poi recuperano palla le tedesche. Pia Bremer in avanti, la capitana alla conclusione, attenzione, una deviazione pericolosa, attenta però Stella Rossato. Cazzola a lottare, Boscaro si avventa in un pericolosissimo dribbling su cui perde la pallina, va poi a commettere il quinto fallo di squadra dell'Italia. Ingenuità questa volta da parte di Maria Boscaro, classe 2010. In questo momento l'Italia è in pista con una squadra che è composta da due sole atlete di ultimo anno, sono Stella Rossato e Laura Rubega, mentre tutte le altre hanno almeno ancora un anno davanti di Under 17 femminile. Tentativo di entrata, pallina che rimane lì, colpita Boscaro al volto. Chiedono il fallo di bastone alto le giocatrici azzurre. Bisognerebbe vedere il replay per capire che cosa ha colpito Maria Boscaro nell'occasione precedente. Noi di primo acchito non abbiamo visto se è stata una pallina oppure la punta del bastone. Forse la punta del bastone era necessario e obbligatorio il cartellino blu per le determinazioni prese nel corso di questo europeo di cui parleremo più avanti. Intanto seguiamo Ghirardello, ancora un'occasione molto simile alla precedente, questa volta però Lena Küstermerling dice di no e difende ancora l'1-0. Rivediamo
l'azione, difende bene la pallina, poi non riesce ad alzarla abbastanza questa volta Matilde Ghirardello, sicuramente la più efficace davanti alla porta tedesca. Cazzola recupera una pallina, poi rischia di perderla, la va a riprendere, si porta in avanti, cerca un passaggio per Rubega che non trova. Ripartono le tedesche, ma è Ghirardello che ci mette il bastone. Rubega attaccata con decisione da Pia Bremer. Cazzola, Ghirardello, non si chiude il triangolo. Boscaro, c'è cambio, fuori Rubega e dentro Messora per le azzurre, per dare fiato al capitano della formazione italiana. Ghirardello lotta anche su questa pallina, la porta via, c'è una giocatrice della Germania a terra, Bremer, che esce dolorante senza che l'arbitro interrompa il gioco. Frida Langer al suo posto, ancora una pallina intercettata dalle azzurre che però la perdono, fasi un po' convulse di gioco in questi ultimi 100 secondi che mancano all'intervallo. Fallo di squadra numero 6 per l'Italia, attenzione perché il parziale è di 6-1 dopo il 3-0 tedesco e occorre prestare molta attenzione perché di questo passo è certo il bonus a 10 falli che poi porterebbe al dischetto una giocatrice tedesca. Volkenborn, Sikova per Langer. Germania che ha già usato 7 delle 8 esterne, soltanto Loni Eschrich non è mai entrata in pista con il numero 86. Messora cerca la conclusione, non trova lo specchio della porta ma va a riprendere la pallina, poi la perde, la riconquista, la mette in mezzo, pallina che non arriva a Boscaro che poi arrischia un retropassaggio che mette in movimento Molet. Attenzione Molet, fermata bene dalla difesa italiana. Langer, ancora Molet, ultimi 30 secondi di gioco in questo primo tempo. Molet in avanti, fallo di squadra numero 7 per le azzurre, lo commette Messora. Inquadrata Carlotta Molet, la migliore delle sue, assieme alla portiera Lena Kustermerling. Ghirardello prova a recuperare questa pallina ma è ancora la Germania che attacca in pressing, difesa molto pressante l'Italia che recupera questa pallina. Ghirardello allo spazio, balla deviazione, per poco non c'è l'autorete clamorosa da parte di Jessica Volkenborn. Ha avuto un'esitazione Ghirardello se tirare o cercare la compagna, forse aveva più spazio per il tiro. 3 secondi da giocare, ancora Messora che recupera questa pallina ma il tempo finisce qui, dunque la prima frazione di gioco si chiude con l'Italia in vantaggio per una rete a 0, rete segnata dopo 4 minuti e 55 secondi da Matilde Ghirardello. Italia che era partita molto molto bene nei primi minuti, poi la Germania ci ha preso le misure e la partita praticamente dal decimo della prima frazione di gioco è molto molto equilibrata. Preoccupante il bilancio dei falli di squadra, 7 commessi dall'Italia, 4 dalla Germania. Vedremo che cosa accadrà nel secondo tempo, lo sapremo fra 10 minuti circa. Per adesso è tutto da Olot, ci risentiamo per il secondo tempo di questa partita tra Italia e Germania, valida per il campionato europeo Under 17 femminile.
Di nuovo in collegamento con il Pavillon Municipal di Olot, pista Joseph Joe, per il secondo tempo di Italia-Germania, seconda partita del giorno per quanto riguarda il campionato europeo femminile Under 17, il secondo della storia. Italia e Germania sono sull'1-0 in favore delle azzurre, il gol lo ha segnato Matilde Ghirardello dopo 4 minuti e 55 secondi. Italia che ha giocato molto bene l'inizio della partita, Germania che è uscita alla distanza, partita tutta da gustare nel secondo tempo anche per i 7 falli di cui si è già caricata la nazionale azzurra. Andiamo a vedere anche i quintetti per quanto riguarda l'Italia. Confermata in porta Stella Rossato, le esterne, attenzione a Rossato, subito chiamata in causa per un errore in partenza di Cazzola che ha fatto partire il contropiede di Molet. Dicevamo per l'Italia in pista ci sono le stesse atlete del quintetto iniziale, vale a dire Cazzola, Rubega, Ghirardello, Messora e appunto Rossato. Ancora Germania a un passo dalla marcatura. Per quanto riguarda invece la Germania, diverse novità, confermata in porta ovviamente Lena Küster-Hammerling. Attenzione, la Ghirardello a un passo dal 2-0, ha avuto il tempo anche di prendere la mira ma non è riuscita a superare l'estremo difensore tedesco. Facciamo fatica anche a raccontarvi le formazioni, tanto questa partita è giocata ad alti ritmi, soprattutto in questo inizio di secondo tempo, con la Germania davvero molto molto pericolosa. C'è a terra una giocatrice azzurra, ora fallo di squadra fischiato in movimento, è Emma Cazzola che rimane a terra. Viene fermato ora il gioco, già pronto Angelo Di Natale, il fisioterapista, assieme al dottor Baldi, il medico della nazionale azzurra, ad intervenire con il ghiaccio spray sulla giocatrice azzurra. Ne approfittiamo per guardare il quintetto tedesco: Lena Küster-Hammerling in porta, Frida Langer con il numero 2, Jessica Folkerborn con il numero 4, Carlotta Molet con il 48 e Loni Eschrich con il numero 86, che era l'unica giocatrice che fino a questo momento non era scesa in pista. Quindi 9 atlete su 10 utilizzate da Thomas Tolk. Manca solo il secondo portiere Clara Oberroder, che è ancora seduta in panchina, mentre per quanto riguarda l'Italia, oltre al quintetto, soltanto Maria Boscaro con il numero 8 è entrata nel corso del primo tempo. Matilde Ghirardello va a recuperare questa pallina, si accentra, trattenuta Ghirardello, non c'è fallo. Rubega sulla sinistra prova a mettere in mezzo, pallina troppo in profondità per l'intervento di Teresa Messora. Ripartono le tedesche, ma è ancora Ghirardello che allontana la minaccia e rimanda la pallina nella metapista della Germania, che ci riprova con Molet. Attenzione, il tentativo di passaggio letto benissimo da Emma Cazzola dalla parte opposta. C'è Rubega, c'è lo spazio per il tiro, la conclusione nella deviazione che non fa arrivare la pallina dalle parti di Lena Küster-Hammerling. Poi c'è la pallina bloccata alla balaustra da parte di Matilde Ghirardello e quindi il gioco che torna in possesso della Germania con Molet che viene in avanti, fermata, e poi può partire il contropiede, un 3 contro 1 per le azzurre con Cazzola. Ghirardello, Cazzola va al tiro troppo da lontano, aveva chiuso bene però il passaggio Jessica Folkenborn, non c'era la linea per andare su Matilde Ghirardello. Poi ancora una pallina recuperata dalla difesa azzurra con Ghirardello che va in pressing su Loni Eschrich. Langer, sempre Molet, è lei che va alla conclusione ed è Stella Rossato che ci mette il guantone con grande sicurezza e porta via la pallina alla Germania. Cazzola
prova a accelerare sulla destra, non trova la linea di passaggio per Rubega, attenzione 2 contro 1, ora la pallina per le tedesche con la traversa colpita da Loni Herschrich. Dalla parte opposta Ghirardello, l'occasione per il 2-0 e invece la pallina è parata sulla riga da Lena Küstermerling. Un'occasione da una parte, una dall'altra, secondo tempo divertentissimo in queste prime battute. Il risultato però non si schioda dall'1-0 della prima frazione di gioco. Ancora una parata complicata per la Rossato. Messora prova a fare tutto da sola, si copre bene invece Carlotta Molet e c'è il fallo numero 8 da parte delle azzurre. C'è anche il cambio, entra Anna Palagi con il numero 2 ed esce Matilde Ghirardello con il 7. C'è il time out richiesto dalla nazionale della Germania. Un secondo tempo iniziato davvero in modo divertente, giocato ad altissimo ritmo da entrambe le squadre, con occasioni da una parte e dall'altra. La più netta ce l'ha avuta la Germania con la traversa colpita da Loni Herschrich pochi istanti fa. L'Italia è arrivata 2 volte alla conclusione, ma il portiere più impegnato in questo inizio di secondo tempo è sicuramente Stella Rossato, che finora ha tenuto la porta inviolata e la propria squadra in vantaggio. Attenzione ai falli di squadra che stanno per diventare un fattore. È già a quota 8 la nazionale azzurra, ferma a 5 invece la squadra tedesca. E si riparte, non ci sono ulteriori cambi ovviamente oltre all'ingresso e all'esordio di Palagi nella nazionale azzurra. È la Germania che gioca questa pallina con la solita Molet. Proprio Palagi recupera questa sfera. Messora, non c'è nessuno nemmeno a dare una mano sul passaggio, rischia questo retro per Rubega. Cazzola prova a muoversi in mezzo all'area. Messora, Cazzola difende questa pallina dietro porta dall'attacco di Langer. Ora Messora, palla all'indietro per Rubega. Vediamo se trova lo spazio per il tiro. La conclusione c'è ma è debolissima e Molet, dopo l'intervento di Lena Küstermerling, può andare a recuperare questa pallina. Attenzione a non far accelerare la numero 48 tedesca, che viene fermata da Messora e in seconda battuta da Palagi, che va a recuperare questa pallina. Buono l'intervento in difesa delle azzurre. Palagi sulla destra, all'indietro per Cazzola. Rubega, Palagi prova a puntare, Palagi subisce il fallo in movimento. Palagi, la conclusione, la pallina che si ferma dopo la parata di Lena Küstermerling. Buona iniziativa di Anna Palagi, fallo numero 6 per le tedesche. Si riprenderà con un ingaggio perché la pallina è rimasta bloccata sotto il corpo del portiere dopo l'accompagnato di Anna Palagi. Messora è la più veloce a riprendersi questa pallina. All'indietro Palagi, parte da ultimo uomo la giocatrice del Forte dei Marmi in Serie A femminile. Pallina però messa in mezzo in modo impreciso. Attenzione alla numero 86 Herschrich, autrice del tiro che è finto sulla traversa in precedenza. 2 su di lei che la fermano, con Palagi che può ripartire. Taglia la zona difensiva in diagonale la numero 2 del Viareggio, sbaglia il passaggio. Attenzione ora al contropiede, 2 contro 1 con Molet che supera un avversario, viene messa giù e c'è il pareggio da parte della Germania. Lo segna Frida Langer, ancora su iniziativa di Molet. 5 minuti e 36 secondi nella ripresa, gol di Langer. Andiamo a rivedere. Molet supera un avversario, cade a terra, riesce però nel passaggio, forse c'era anche fallo, anzi questo era nettamente fallo anche da cartellino che gli arbitri hanno lasciato correre per la regola del vantaggio e dunque si ristabilisce la parità
all'inizio del primo tempo aveva segnato l'Italia, all'inizio del secondo ha segnato la Germania. 1-1 il risultato, partita apertissima questa Italia-Germania. Ora vedremo come reagiranno le due squadre. Si alza il grido Deutschland, Deutschland, seguito da quello Italia, Italia. Cazzola va alla conclusione, c'era un'autostrada per lei, la parata di Lena Küstermerling. Buona risposta quindi delle azzurre al momento di difficoltà. Volkerborn, la sua conclusione deviata, alta, e c'è il time out chiesto questa volta dalla nazionale azzurra da Massimo Giudice, chiamato in questo momento dal tavolo per fare un attimo il punto della situazione, più che altro per lavorare sul morale della squadra. Ovviamente ora carichissime le tedesche, rientra Molet che era uscita dopo il gol, è rimasta fuori un minuto, giusto il tempo di rifiatare, è uscita al suo posto Loni Eschrich. Vedete inquadrata qui la panchina azzurra e queste sono le occasioni del secondo tempo. Qui la traversa di Loni Eschrich e qui il gol invece dell'1-1 con la pallina messa dalla numero 48 Charlotte Molet. E queste le occasioni precedenti, questa veramente ghiotta da parte di Ghirardello che non è riuscita a segnare. E dunque si riprende, 13 minuti e 28 secondi per decidere questa partita. Italia con Palagi, Rubega, Cazzola e Messora, con Rossato in porta. Germania invece con Lena Küstermerling, Molet, Arieta Sikova, Jessica Volkenborn e Miriam Simon. Si riparte con una punizione in favore della Germania da una posizione stranissima, cioè dall'angolo. Palla è uscita e quindi andava ovviamente battuta dal punto del tiro che era ben più indietro. Così decidono però i due direttori di gara, Alberto Perez e Albert Barba, fino a questo momento assolutamente impeccabili nella direzione di gara. Germania che attacca, Molet parte da lontano, prova a puntare verso il centro, chiudono bene le azzurre, è sempre la numero 48 in possesso di pallina. Scadono però i 45 secondi per andare alla conclusione e dunque la pallina è per le azzurre. Cazzola sulla pallina, arriva anche Messora, pallina all'indietro per Palagi, prova a puntare Palagi sulla destra, si accentra Rubega, aveva anche dello spazio, pallina messa all'indietro per Messora. Cazzola, di nuovo Palagi, parte di nuovo sulla destra, Palagi si muove, Rubega riceve, pallina leggermente arretrata, la pallina ancora lì, non se ne accorge Rubega. Attenzione al contropiede ora con Volkerbaum, ci mette però il guantone Rossato. Molet, l'impressione è che sia la Germania in questo momento ad avere più benzina in corpo per questo finale di partita. Manca più di metà del secondo tempo, Germania sulle ali dell'entusiasmo per il pareggio. Va a recuperare pallina Cazzola, si prepara un doppio cambio per le azzurre. Intanto c'è fallo di squadra da parte di Palagi, fallo numero 9 per l'Italia. Fuori Palagi, dentro Boscaro, c'è anche Matilde Ghirardello pronta sul cancelletto dei cambi. Entra ora al posto di Messora, quindi doppio cambio per l'Italia. Italia che gioca ora con la spada di Damocle del nono fallo. Nono fallo fischiato sul blocco precedente. Viene fischiato il 10º. Questa non l'abbiamo proprio capita. Era assolutamente 9 falli e invece
non era acceso il semaforo dei falli per gli azzurri, per le azzurre, e invece si ritrova ora con il tiro diretto del 10° fallo dopo 7 minuti e 57 secondi. Molet sul dischetto dei 5:40, dei 7:40, scusate, contro Rossato. Momento chiave di questa partita, dopo il pareggio la Germania ha la possibilità di andare in vantaggio, però Rossato para il tiro diretto di Molet e quindi spreca una grandissima occasione la formazione tedesca. Questo potrebbe anche un po' cambiare il morale delle due formazioni. Con i piedi in mezzo all'area, da quest'anno si può. Cazzola, Ghirardello dalla parte opposta, la conclusione, c'è una deviazione, cade a terra Ghirardello, pallina subito in avanti, ma c'è Cazzola travolta dalla giocatrice tedesca numero 48 Molet, fallo numero 7 per la Germania. Ghirardello tenta una conclusione che non viene per nulla bene. Falkenborn, sbagliato il suo passaggio. Cazzola è un 3 contro 2, vediamo se riescono a fruttarlo. Cazzola fa tutto da sola, però si allunga la pallina, poi sbaglia anche il controllo, recuperano le tedesche, la riprende per un attimo Boscaro, ancora Cazzola alla caccia della pallina che è preda però di Loni Erkic. Ancora una pallina intercettata, buttata via però da Cazzola. Recupera di nuovo palla usando il pressing la formazione azzurra. Cazzola, Rubega accelera sulla sinistra, c'è in mezzo Boscaro ma la pallina non arriva. Le tedesche sfruttano al meglio la loro lunghezza. Boscaro all'indietro per Cazzola, contro di lei Molet. Rubega, ultimi 10 secondi, deve portare l'Italia. Rubega prova ad andare in mezzo, una pallina interessante, non arriva però Cazzola, poi recuperano le tedesche con il numero 8 Simon, fermato per fortuna delle azzurre il contropiede. Siamo esattamente a metà del secondo tempo e siamo in parità 1-1, si decide tutto in un quarto di partita. Molet mette in mezzo, non trova l'impatto con la pallina ma Miriam Simon. Ancora un'invenzione di Molet a rendere la vita difficile alla formazione azzurra. Ingaggio, hanno la meglio le tedesche. Molet si accentra, il tiro alto sopra la traversa, ferma il gioco il direttore di gara. Aveva tentato la ribattuta una giocatrice tedesca, ora si deve riprendere dall'angolo. Ghirardello, Cazzola in avanti sulla destra, accelera la numero 3 azzurra, ancora Ghirardello che non aggancia, va però a lottare all'angolo contro Falkenborn. Riescono a uscire dalla zona difensiva in tempo le tedesche. Molet non ha spazio, allora cerca di nuovo Falkenborn nella zona difensiva. La conclusione, ci mette il bastone Cazzola, poi va a prendersi la pallina la numero 3 azzurra, resiste agli attacchi della numero 4 avversaria, va in avanti, cade a terra Rubega, fa tutto da solo. Cazzola in avanti, alza il bastone, mette in mezzo, la pallina è ancora lì ma non ci arriva nessuno. Bravissima Emma Cazzola, qui inquadrata invece Maria Boscaro. Cambio ancora nelle file tedesche, è rientrata Frida Langer al posto di Arietta Zikova, se non abbiamo visto male. Rubega
non trova il passaggio al centro, cerca un gol d'astuzia e per poco non inganna il portiere Lena Küstermerling. Può ripartire Molet per la Germania. Il passaggio è per Valkenborn, fermata però da Rubega, che poi si allunga troppo la pallina. Ancora Valkenborn va a prendersela, Ghirardello la tocca, Rubega se la riporta via, ancora Ghirardello davanti al portiere, non trova lo spazio per andare alla conclusione. Ancora una volta vicinissima al gol la nazionale azzurra. Molet, il passaggio è per Langer, in mezzo a cercare la deviazione di Simon. Ancora le tedesche con Molet, il tiro, Cazzola prende anche questa, poi con un bel movimento lancia il contropiede delle azzurre, Ghirardello, non si chiude il triangolo per Rubega. Anticipata Cazzola, per fortuna in seconda battuta c'è Boscaro che evita qua i peggiori. Rubega, Cazzola, in mezzo ancora per Matilde Ghirardello, il passaggio questa volta arriva ma non c'è tempo per controllare. Boscaro, fase in cui la nazionale azzurra si fa preferire per trame e passaggi. Rubega, la conclusione, la parata ancora da parte di Lena Küstermerling. Dalla parte opposta in solitaria l'azione di Langer, fermata senza problemi dalle azzurre. Ghirardello, cade a terra la giocatrice tedesca ma non c'è fallo. Ghirardello, prova l'azione personale Ghirardello, c'è forse fallo su di lei, non fischiano gli arbitri. Retropassaggio sbagliato di Maria Boscaro, recupera però la formazione azzurra. Cazzola a cercare in mezzo all'area, il gol di Ghirardello. La pallina era per Boscaro, poi è rimasta lì in mezzo e Ghirardello è arrivata dalle retrovie e ha messo dentro il gol del 2-1. 13 minuti e 46 secondi. Doppietta personale per Matilde Ghirardello. Riguardiamo la pallina messa all'indietro, non abbiamo capito se dal difensore, no, da Maria Boscaro, un vero e proprio assist per Matilde Ghirardello e l'Italia si riporta in vantaggio. Avevamo detto che era un momento favorevole alle azzurre, che avevano ripreso confidenza con la pallina e mantenevano di più il controllo dell'azione, ed è arrivato il gol del 2-1, segnato ancora da Matilde Ghirardello. C'è anche il time out chiesto dalla formazione tedesca, vedete qui lo staff che impartisce le indicazioni alla nazionale tedesca, in particolare Christina Klein, che è allenatore in seconda della nazionale della Germania. Dunque 6 minuti e 14 secondi alla conclusione della partita. Ricordiamo che dopo seguiremo anche l'esordio della nazionale maschile italiana contro la Francia, esordio anche per la Francia ovviamente, ma prima c'è da finire questa bellissima partita tra Germania e Italia, ripetizione della finale terzo-quarto posto dell'Europeo dello scorso anno a Correggio. Fino a questo momento risultato identico proprio a quella partita, che finì 2-1 per le azzurre. Messora, Ghirardello per la capitana Rubega, poi Cazzola, ancora Ghirardello, doppiata per lei, passaggio per Messora che non riesce a controllare, scivola e le scivolate, le cadute sono all'ordine del giorno su questa pista, che con il passare delle partite diventa sempre più scivolosa, un problema già evidenziato in sede di preparazione di questo campionato europeo. Attenzione a Molet ha uno spazio che poi chiude Ghirardello, che assieme a Cazzola va a riprendersi questa pallina. Messora, subito due su di lei, Messora difende bene la pallina, Ghirardello
gioca la numero 7 del Valdagno, classe 2009. La conclusione ancora di Ghirardello, dalla parte opposta c'è Rubega che va a prendere la ribattuta della balaustra. Messora, Cazzola, si ferma e c'è il fallo di Messora che entra in area nella lunetta riservata del portiere. Pallina dunque restituita alla Germania. Ricordiamo anche la situazione falli: Italia ferma a 10 con Molet che ha fallito il tiro diretto, Germania a 8, quindi può sprecare ancora un fallo nel tentativo di recuperare il risultato. 4:36 da giocare, con la Germania che attacca, con la giocatrice migliore Molet che punta le azzurre, ma Ghirardello da dietro tocca la pallina e la mette fuori tempo. Poi ancora Cazzola, tantissime le palline recuperate in difesa dalla numero 3 della formazione azzurra, la capitana. Ora Laura Rubega va a prendersi questa pallina, può ripartire, c'è spazio a destra per evitare il 10 secondi, poi perde però palla Rubega ad opera di Langer. Ghirardello va a prendersi questa pallina, poi cincischia un po', arriva però Messora, va al tiro Messora, 2 stecche davanti a lei, pallina persa. Pia Bremer, Cazzola recupera anche questa, poi trova il passaggio per Laura Rubega, difende la pallina Rubega, sono stanche le azzurre e questo influisce un po' sulla precisione dei passaggi. Ghirardello prova a difendere questa pallina, non trova spazio per girarsi, allora palla all'indietro, time out chiamato da Massimo Giudice, anche solo per fermarsi un minuto, per tirare fiato prima della fine di questa gara d'esordio. Rubega va fino in fondo, 10 secondi per le azzurre per andare al tiro, 2 su Rubega, difende bene la pallina, trova il passaggio per Messora si gira, non va alla conclusione, finisce per perdere la pallina nei confronti di un avversario, ma le tedesche sbagliano tutto e Rubega va a recuperare questo possesso prezioso. Dribbling azzardatissimo su Molet da parte della capitana. Ghirardello, Cazzola, ancora Rubega, 3 minuti, meno di 3 minuti da giocare ancora per l'Italia e la Germania in questa partita d'esordio che vede le azzurre in vantaggio per 2-1. Cazzola, Rubega, Ghirardello, non sale in pressing la formazione tedesca, aspetta che scadano naturalmente i 45 secondi. Rubega va via Molet, Rubega si accentra, la conclusione, bello il movimento della capitana azzurra, bello anche l'intervento di Lena Küstermerling e c'è il fallo di squadra azzurro, l'11°, ma c'è anche il time out chiesto da Massimo Giudice quando mancano 2 minuti e 16 secondi alla fine del primo tempo, del secondo tempo, scusate, dell'intera partita. Risultato di 2-1 in favore della nazionale azzurra sulla Germania, le reti entrambe di Matilde Ghirardello, 4:55 del primo tempo, 13:46 della ripresa. In mezzo il pareggio 5:36 di Frida Langer nel secondo tempo e l'errore dal dischetto per il 10° fallo dell'Italia di Carlotta Molet a 7:57. Questi i fatti salienti di una partita che comunque ha avuto davvero tante emozioni, moltissime occasioni da una parte e dall'altra, brave sia Lena Küstermerling che Stella Rossato. E ora 2 minuti e 16 secondi da giocare per definire l'esito di questa partita numero 2 del campionato europeo Under 17 femminile numero 2. Germania sotto di una rete, pallina in mano con la sua giocatrice migliore a impostare, Molet. Rubega chiude su di lei, bloccata. Matilde Ghirardello fermata e superata, ma invece non superata
Emma Cazzola, ancora però la Germania che recupera, è di nuovo Molet che imposta, che parte da lontano, Ghirardello, superata di nuovo Ghirardello, c'è ancora e di nuovo ferma l'azione Cazzola, poi non si avvede del passaggio Laura Rubega, le tedesche possono recuperare, questa volta è Forkenborn che prova questa palla messa in mezzo, troppo alta però, e la punizione è per le azzurre per il fallo di palla alta. 1:38, meno di 100 secondi. Ghirardello, Cazzola per Ghirardello, supera l'avversaria, Ghirardello in mezzo, Rubega, non arriva il passaggio, attenzione al contropiede della Germania con la conclusione, il palo colpito da Pia Bremer, ancora su un'invenzione di Molet. Fortunata questa volta la formazione azzurra. Ghirardello di nuovo, prova a sparare in avanti, recupera però Molet, attenzione perché c'è ancora un momento di superiorità delle tedesche, in qualche modo Cazzola e Messora allontanano il pericolo, palla per Forkenborn alla conclusione, ancora col piede Cazzola in mezzo all'area, la porta via, Ghirardello deve superare due avversari, Ghirardello preferisce mandare in avanti, è una scelta intelligente se Messora arriva alla pallina. 44 secondi, controllo sbagliato di Messora, o meglio controllo con il corpo non consentito dalle norme. Ancora una occasione per le tedesche, c'è Molet al centro dell'area, quindi questa volta probabilmente non farà da suggeritore, si allontana però subito Molet. Miriam Simon sulla pallina, Molet, la conclusione fuori dallo specchio della porta, il fallo numero 9 delle tedesche su Cazzola, punizione per l'Italia. Punizione per l'Italia a 36 secondi dalla fine. C'è da asciugare la pista, motivo per cui non si riprende con il gioco nel punto in cui sono cadute precedentemente le giocatrici. Cazzola e Ghirardello sulla pallina, Pia Bremer e Molet nelle immediate vicinanze per il pressing immediato. È Cazzola che gioca questa pallina, riesce a mandare in avanti, però la pallina è preda dell'avversaria, poi arriva Ghirardello che porta via la palla, Messora in avanti per Rubega che ora deve solo tenere palla, solo tenere palla è una parola, ancora Rubega, arriva in aiuto Messora, la pallina è ancora lì, possono partire di nuovo le tedesche, 10 secondi, ultima azione, Molet, arriva Ghirardello, tocca questa palla, l'allontana, ancora Rubega, pallina nelle mani delle azzurre, finisce il tempo, Italia batte Germania 2-1 e inizia con 3 punti il cammino in questo campionato europeo. Doppietta di Matilde Ghirardello, finisce come era, anzi inizia come era finito il campionato europeo del 2023 a Correggio, vale a dire con il successo dell'Italia per 2-1 sulla Germania. Italia che raggiunge in classifica il Portogallo con 3 punti e Germania invece che rimane a 0. C'è un'altra partita per chiudere la prima giornata di gare questa sera alle 19 tra Francia e Spagna, subito dopo la cerimonia di apertura. Sarà l'esordio assoluto della Spagna nel campionato Under 17 femminile. Per quanto riguarda invece le due squadre che abbiamo visto in protagoniste quest'oggi, alle 12:30 di domani ci sarà la partita della Germania contro l'Inghilterra e a seguire alle 15:30 quella dell'Italia contro la Francia. Per quanto riguarda invece il programma di oggi su World Skate Europe TV e anche su FISR TV, tra qualche minuto
l'esordio di Francia e Italia nel campionato maschile. Appuntamento per le 16:30, quindi tra mezz'ora circa. Da Marcello Bulgarelli un grazie per averci seguito fin qui per questo esordio con successo della nazionale azzurra femminile nei confronti della Germania. Ripetiamo il risultato finale: Italia batte Germania 2-1.